cara Desiree, Come siamo stai? di nuovo qui. Perché qui? Che vuol Ecco dire? perché sei Desiree, se eri Desirà eravamo di nuovo qua. Ma che sei c'entra? Desiree, siamo di nuovo Scusa. qui. Saluto la mia cara signora, Non iniziare, saluta, per favore. saluta, Vabbè, non saluta, iniziare saluta. con tutta la storia, con le sue No, è bello, camere, scusa. tutte le camere, dai. Saluto basta. la camera di Desiree, saluto la mia camera, saluto la camera centrale. Ti ho detto tante volte che le persone Scusa, da casa... Dai, piccerita. Amica! E che Amici. c'è, amici? Dai, che c'è? Battimanine che viene. È una dolcezza, questa è la centralina, la Che camera. devo dire, raga, la telecamera, cioè la gente si immagina forse una bambina, non lo so, la telecamera normale. La telecamera da là. Guarda, dalle confidenza, dai. Cioè, scusami, su non- su corda, cioè, su su non lo so, corda, non ci dai. sei abituato, non lo so, Ecco non qua. capisco. Allora, oggi sai che facciamo? Che Ti ricordi facciamo? che abbiamo fatto una puntata sugli involtini? Sì, ne abbiamo fatti di diversi tipi. E quando tu vedi una serie televisiva, vedi la prima serie, è finita, ti piace e cosa speri? Che ne so. Nella seconda? Ah, la seconda serie. Esatto, allora facciamo involtini. Seconda serie. Seconda serie? Cos'è questa? Una pausa da posizione. serie? Sì, Così. dai, così dai. Involtini, seconda serie. Questa che cos'è, la musica? Cos'è? Vabbè, dai. Hai finito? Sì, ho finito. Involtini seconda serie, Involtini dai. seconda Allora, serie. quindi nuove ricette di involtini. Noi ricettiamo così. Allora faremo un involtino con i peperoni, Con i peperoni, che comunque sarà addirittura. un involtino freddo, non Freddo? va cucinato. Bene, va bene. Possiamo fare qualche tocco di cose che poi vediamo, ma intanto è così. Intanto è così. Poi facciamo gli involtini di pesce spada. Pesce spada, con un grande classico. Però il classico noi lo variamo un attimino, che nell'impasto andremo a mettere, sai che cosa? zest di arancia. No, l'arancia. proprio. L'arancia Spremiamo proprio? l'arancia, così ti viene L'arancia, così quindi sopra all'arancia. e le andremo a panare su una farina di mandorle. Farina di mare, Capito? quindi una Ti cosa piace io? molto particolare. E poi ti faccio un piatto milanese, Sì. proprio milanese, che Com'è? si chiamano gli uccelletti scappati. Come gli uccelletti scappati. Si chiamano che così, piatto però è di carne, sono degli Gli involtini. uccelletti scappati. Ti spiego perché si chiamano uccelletti Dai. scappati, perché i poveri che non potevano mangiare gli uccelletti, che sono le quaglie, le starne, uccelli importanti che i soldi non ne avevano, Sì. prendevano la carne di maiale, la rotolavano con un po' di pancetta così, e facevano gli uccelletti scappati. Non ce n'è, c'è- nel senso, no? Ma ci sono un sacco di piatti così, sai, nel mondo. Per esempio in Sicilia c'è Che- la pasta con le sarde a mare. E com'è sta pasta con le sarde a mare? Tutto il condimento senza le sarde. C'è le sarde dove sono? A mare. A mare. Capito? Sono cose Così carine. un po' di ironia, Cos'è? diciamo, Quella dai. iro sua che... Quell'ironia. Ironia, irotua, Ironia si dice. irotiro. Ironia si dice. Da che cosa cominciamo? E che Allora, ne so? decidi tu, peperoni, pesce spada o uccelletti scappati? Peperoni. Cominciamo con gli uccelletti scappati. Ma scusa, mi hai detto, Ecco, decidi tu, pesce spada. Vedete questa fetta? Voi potrete Che pensare, fetta è ma che questa? fetta è? Di maiale? Allora, Cos'è? sì, voi andate dal macellaio e gli chiedete, desidero delle fettine di lonza di maiale, Sì. però ve le fate tagliare Sì. in tutta la lunghezza della lonza, non dalla parte di qui, così potete lavorare benissimo gli involtini. Bene, Capito? Qua. Abbiamo detto che compriamo questa carne, sì. ce la facciamo affettare in questo modo dal macellaio, oppure io penso che tu a casa ci avrai un'affettatrice gravitazionale, Certo, sì, ce l'ho l'affettatrice. gravitazionale tra l'altro. Che cos'è gravitazionale? Si chiamano così, affettatrice Dello gravitazionale. spazio, No, cos'è ti spiego che cos'è. gravitazionale? L'affettatrice gravitazionale è Sì. un'affettatrice, sai quelle che hanno la lama piegata? Non le presenti? Sì. Anziché essere così, sono così. In modo che la parte che devi tagliare per gravità E a spinge che sulla serve? lama. Te l'ho spiegato, te l'ho spiegato. Scusa, ma uno non può andare al macellaio, Ora. dice, me le taglia due fettine sottili, no? Uno mi sta accattando Questi residui che ho lasciato perché ne voglio fare un quinto. Siccome Va erano bene. gli sfilacci laterali, ma facciamo vedere come tutto si recupera. Tutto si recupera, ricicla. certo. Allora, quindi Vedi, abbiamo queste guarda, fettine di queste. lonza di maiale tagliate Quelle sono con perfettine, vedi? con la gravitazionale. Questa non è perfetta, ma noi la rendiamo perfetta, Sì. vedi? Così. Questo sfilaccettino qua lo apriamo. Lo assembliamo. Esatto, per far vedere che nulla è perduto in cucina e nulla. Hai visto? Che l'abbiamo quasi fatto. Dai, Prendiamo della buona pancetta. pancetta. Non bacon, pancetta Pancetta. tesa. E facciamo questo lavoro qua, guarda. Tagliamo a metà. Guarda, Devo spaventare. Devi spaventare, C'era eh? bisogno, scusa. Era bello, dai, è un'altra cosa.
Ora questa. Shimane! Scemo. Non ti senti un po' in Giappone, dai? No, non mi Lo sento vuoi in fare tu? Fallo tu, Giappone. dai, però col grido. lo Mi devi rompo fare. l'altro dito? Col grido, vai. Ah! Non si è rotto, no. Si è rotto il tagliere, aspetta. Rifallo, dai. Shimane! Perfetto. Si è tagliato? Sì, ce l'hai Ah. fatta. Bello. Shimane, avuto un'altra fettina, così. Ce l'ha. Così. Ma il grido viene meglio, no? Sì, viene il taglio, viene più È tagliente. più netto. Immagina il signore a casa. È il marito che corre. Che succede? È il marito che corre. Come vedi non sto mettendo sale, Niente sale, perché? perché già c'è la sapidità della... Qui potremmo lasciarla aperti, ma noi che ci piace fare vedere come si chiudono. Ma quindi solo facciamo questo così. metti? Basta. Così, semplici? Sì. Ah, Questi sono gli uccelletti scappati dai, che li andiamo a uccelletti mettere sono così. semplicissimi. Li potete Così, fare. assolutamente, non sapete quanto sono buoni, perché poi li andiamo a cucinare, ti faccio vedere come. Questo è un altro uccelletto. Sì? Vedi quella fettina che era tutta rovinata, Questo che dice che uccelletto qua che c'ha, fa? la buttiamo. No, siamo No. riusciti, guarda, siamo riusciti a fare La rotoliamo così e un va altro bene. uccelletto, vedi? Composto. Sì. Questo sempre a dimostrazione del fatto che in cucina si recupera tutto. Sì. E non si butta niente, anche perché ricordatevi che quando buttiamo c'è gente che veramente non ne ha, no? Che qui voglio fare Ma certo. ma lo sì. dobbiamo ricordare questo, capito? Sì. Vabbè, ma poi bisogna saper reinventare. Esatto, brava, poi è anche divertente. Ok, abbiamo fatto questi imbottini. E Allora. aspetta, non è finita qua. Adesso che fai con I questi? milanesi, c'è il freddo c'è, dice allora che facciamo? Che ci metto? Prendiamo della pancetta tesa così. Aspetta, prima gli leviamo questa parte di cotenna. Sì. In quello l'ho dimenticato, ma lo levo adesso. E comincio, guarda. E Uno. cominci. Ah, metti fra uno e l'altro. E questo dà quel giusto sapore, giusto? Esatto. Non ti ricordi quando te li faceva mia madre? Che ti piacevano tantissimo. Hai iniziato, dai, ragazzi. Ti ricordi No, quando non mia me lo mamma ti ricordo. diceva, Desiree, ti piacciono gli uccelletti scappati? E tu a mia madre non gli dai mai confidenza, e quella per te. Ma certo, non faceva sa tutto. cucinare lei. Sì. Non sa cucinare. Ma se ti dai, mangiavi lì. tutto quanto. Ma non è vero. E poi guarda, come per magia, guarda qua, Ne fai uno unico? facciamo un unico involtano. Perché ne ho presi 4? Se si rompe qualcuno c'ho l'altro. Voilà, voilà. Più così e così. Questo è uno, questo è due. È sceso troppo. Ci sei? Così. Bene, quindi E lo diventa mettiamo un'unica qui. stecca. Li mettiamo dopo, E li, poi li facciamo andare li in cottura. faremo dopo. Li faremo Poi? dopo. Questo per fare spazio lo togliamo. poi, seconda ricetta che fai? Seconda Peperoni? ricetta, andiamo a fare gli involtini di pepper one. Peperoni. Pepper one. in Pepper inglese. one. Pepper one. In inglese, molto molto buono. Perfetto. Prendiamo una bowl, Sì. andiamo a mettere il nostro formaggio spalmabile Philadelphia, quale marca vi Quello piace, che tu è. mettete. Va bene. Questa te la regalo. E lo andiamo a mettere con dei tocchettini Addirittura. di mortadella, così, guarda, togliamo la parte bucciosa, Sì. la togliamo e facciamo dei dadini. Dei dadini. Regia, ti dà fastidio questo? No, e allora possiamo andare. Ma non lo devi tagliare la domanda che ti ho fatto, perché qui siamo aperti a tutto, noi parliamo con la regia, parliamo con le camere, capito? Anzi, se qualche volta ti chiamo rispondi. E allora, bravo comunque, bravo il nostro regista, regista è bravo. continua a fare quello che facevi poi la prima di stima. fare il regista. No, poverino, dai. Scherzo, questa è sicuramente È la taglia, bravo, dai. questa è la taglia. E lui si chiama Iaffio ed è di Lentini. Alfio. Iaffio di E Lentini. tu nutri una particolare stima per Alfio, Ah, vero? certo, lo amo. Lo amo. Alfio Ulentenese. Non era proprio esattamente. No, dai, Alfio Ulentenese è bello.
Poi ha un cognome che si manda a quel paese da solo. Com'è il cognome di Ossino, Ossino, ammazza, Ossino. Effettivamente. E facciamo questo dai. composto così. Allora, vedi? vabbè, ma torniamo agli involtini. Abbiamo messo formaggio spalmabile, dadini di mortadella E dadini di provola affumicata, però. Amalgamiamo il Andiamo tutto e a comporre si è già il creato piatto adesso. un interno praticamente. Facciamo un questo di qua. condimento. Sì, assolutamente. Io sento che lo vuole assaggiare, no? Ah, no, perché mi chiedo come ci sta secondo te. Esatto, visto? Buono. Buono, certo. E allora prendiamo questo di qua. Come abbiamo fatto questi peperoni? Li abbiamo messi in forno. Quando la pelle si è tutta bruciata, proprio sai, come quando lo mettete sul carbone, però in forno, lo dovete mettere in un sacchetto di pane con la stagnola dentro per non bucare il sacchetto, chiudete e lo lasciate quasi raffreddare. Quando è quasi raffreddato lo prendete e si pelano spiccica da soli. praticamente, si pelano da soli. Un cucchiaino me lo dai? Sì. Ti stavo chiedendo l'assaggi, ma tu non vuoi assaggiare? No, ho assaggiato. Ah sì, strano. No, ma dico, forse non hai visto. No, ho visto, era la mia, uno scherzo. Mi serve un altro cucchiaino. Buono. Mi serve un altro cucchiaino? Mi serve un altro cucchiaino? Aspetta. Ecco qua. Questo così, andiamo a chiudere. Quindi questo è crudo praticamente, no? Praticamente questo già finita? Sì. Così. Ora ti faccio vedere alla fine che facciamo. Alla fine facciamo una cosa che tu neanche te la immagini. Questo qua così. Sì. Ci preoccupiamo di prendere sia la mortadella Che la provola. che la provola. E lo mettiamo qui così. Facciamo questo qua e lo mettiamo. Di là è spaccato e allora lo giriamo. Lo giri? Così, sì. Così la parte spaccata la mettiamo all'inizio che si va a chiudere, se no la lasci di fuori ed esce la condizione. Sì. Lo sai cos'è la condizione? Del condimento vuol Brava, dire. si dice condizione in italiano. Vabbè. E avvolgiamo così. Dai, Che è molto dire? carino. Ne facciamo un questi. altro? Fanne un altro, dai. È che tu sì. sei impedita, se no te lo facevo fare a te. Vuoi? Ci provo? Ma tu sei impedita, qua su questo tavolo lo devi fare, venisco io e lo fai te. E voilà. Ecco qua, e dai, ti do pure una Allora, bella fetta dai. larga, ecco qua. Vai. Che fate praticamente? Prendete una quenelle di... Ma la cannella la devi fare. La quenelle? Ma la devi fare. E così si fa, guarda. Si fa là però, così ti cade la... Brava, esatto. Sì, brava, di nuovo, Giusto? dall'altro lato, va bene, questo Vabbè, basta. Boh. ha fatto una cannella, ormai... Ragazzi, questa Desiree non si tiene più! C'è alti livelli scusa, ormai. scusa, Che scusa. c'è? Anica è diventata troppo Anica, brava. ma ragazzi, Camerina centralina. ti amo. Camerina centralina. Ah, camera centrale, non è che te la devi prendere perché parlo con la camerina centralina. Così. Va bene? Va bene, allora, quindi Allora, quelli poi che aspetta. fai? Ora ti faccio vedere una cosa. Ora noi dobbiamo andare, Sì. tanto lo mettiamo qui. Tanto lo mettiamo lì. E ora una cosa che mi è venuta proprio in this moment, this now, prendiamo un padellino, guarda così, accendiamo, Sì? lo andiamo al massimo, un pochino di olio, mi dai dell'aglio per favore? Ma certo. Un pochino di aglio, uno più piccolo c'è, ma fai questa cortesia, grazie, lo A stesso, te. è lo Questo? stesso. No, è più Quello piccolo rosso, questo. guarda, ce n'è uno rosso piccolo. Ah, vuoi questo? Hai Tieni. visto? È uguale. Lo mettiamo qui così. Quanto un pizzichino di sale Un tantino into di the sale. oil, into the olive oil. Questa di E che qua. facciamo? E mo te faccio vedere. Prima facciamo andare avanti. Stai questo. insaporendo quest'olio Brava, praticamente. brava, no? Lo metti là, lo metti. brava! Signori, lei Stiamo uguale sì, volando. più meglio no. Stiamo volando. Lei Allora, uguale sì, più quindi hai meglio. fatto un condimento per gli involtini. Brava, brava. Dai. Mi vado a spiluccare un pochino di prezzemolo, che sai, il prezzemolo rimane sempre un re di queste Dei peperoni cotture. anche ci stanno? Sì, a voi.
Ecco qua, 1, 2 e 3. Perfetto, perfetto. A posto così, questo è pronto. Senti il siamo, profumo? sento il Senti, profumo. mi dai un cucchiaio? A te, Questo lo regalo a te. dammi, facciamo così. Riprendiamo il nostro piatto e non facciamo altro che Nappare. Brava. Anche se la nappatura si fa a caldo. E noi facciamo così. Bello, semplice semplice, d'effetto. Abbiamo dato un tocco diverso a Ma questi. bravo, bravo. Come vedete, qui in questi involtini, sì, prima di andare in consigli per i consigli, devo dire che in questi involtini si è concretizzata una tua favola. Perché? 4 belli e uno il brutto anatroccolo. Qual è il buttanatroccolo? Quello mio, secondo te? non è- Consigli per i consigli! Bellissimo. Desiderio. Allora, Ah, quello abbiamo fatto. Adesso facciamo il ripieno per gli involtini di di pesce spada, sono pronta, dai. Ecco, ed è pronto. Pronto il ripieno, buonissimo. Ma non è quindi pronto per assaggiarlo. il miele, addirittura l'arancia, buono. Ma non è per assaggiarlo. Buonissimo, veramente particolare. Io lo sai che metterei pure un poco di formaggio. Che dici, sì o no? Che formaggio metti? Quello parmigiano? Sì, che dici, sì o no? Metti Tu un me lo po', devi un dire. po', un po'. O no? No. ti È buono piaciuto già così, è buono E già allora così. non lo mettiamo. Perché si sente il miele, Andiamo a l'arancia. fare l'involtino. Fetta di pesce spada tagliata fine, capito? E dovete prendere, per fare queste fettine, il pesce spada deve essere magro, Perché? che sennò vengono grossi. Uso le mani anche se c'è qualcuno che si arrabbia, ma io uso le Scemo. mani. Chi è che si arrabbia? Mi hanno detto che non le devo usare. Ti hanno detto? Ma io ce le ho rigorosamente sporche. E per quindi cui allora che voglio? non è che dire, sai, le ho Più lavate. sincero di così. E andiamo così. Me lo prendi un piatto a barchetta? Un piatto a barchetta? me lo Piatto a prendi? barchetta. Ecco qua, ma l'avevo detto dopo, non adesso. Ah, vabbè. Come mi diverto, come mi diverto, come mi diverto. Si diverte con poco lui, quindi che vuoi fare? Ecco qua, chiudiamo così. Sai, ora è in cottura, Sì? l'arancia viene fuori. Ecco qua, visto come l'abbiamo chiuso? A questo punto A questo paniamo gli punto? involtini. Sì? Li paniamo, li mandorliamo più che paniamo. Allora, sì, abbiamo detto che questa è delle mandorle Sì. macinate, giusto? Sì, esattamente. Allora, come fai? Questo Con lo l'olio? mettiamo qua. Così. 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 E così. E andiamo a bagnare. Li con ungiamo l'olio un po'. e li giriamo su se stessi in questo modo. Vedi? Ok, È rimasta l'acqua aperta, me la chiudi? ma certo. Mettiamo così. Poi mettiamo così. Quindi panature di mandorle, buoni questi, eh? Panature di mandorle. Così. Vai. Poi così.
impanare con la farina. Ma non finisce qua. Questa l'hai fatta tu la farina, no? Sì, Mandorle. sì, Sono sì. mandorle proprio Mandorle tritate. bianche. Questo piatto, se vuoi, Madonna, lo puoi togliere. Questo lo togliamo. Sì. Così. Mi togli questo che dobbiamo Sì. fare una parte finale della ricetta? Che manca? E ora te lo faccio vedere. Ci sono delle foglie di lauro, me le prendi? L'arancia è rigorosamente sporca anche lei. Ok, Eccole qua. e fai una foglietta, Che vuoi fare? Ah, metti la foglia. allora, arancia, allora, arancia, allora, me la prendi un'altra foglietta di alloro, arancia, allora, una spizzicatina di olio, così, e lo mettiamo in forno. In forno, pronto per essere in forno. Allora, quindi ci rimaneva questa da completare, giusto? Gli uccelletti questi, Sì, come ci si rimanevano chiamano? solo questi. Gli uccelletti Li vuoi fare andiamo adesso? a cucinare, sì, li dobbiamo cucinare. Sì, ma è E finita facciamo questa? una Non ci vuole più niente? Eh? È finita? Sì, ti faccio solo la cottura, ci vuole, Ok. te lo faccio vedere. Mi dai del burro, per favore? Questo? Yes. Gracias. Poi stacchi un bel po' di foglioline di salvia da quella piantina, le più Dai, grosse, sì. e gli dai una sciacquatina. Allora, le più grosse hai detto, giusto? Yes. Yes. Le vado un attimo a selezionare. Yes. Quante ne vuoi? Qualche fogliolina, dobbiamo aromatizzare questo burro. Tipo 4 vanno bene? Va 4? bene, anche di più. 5? Sì. Va bene queste? Sì, diamogli una sciacquatina e me le ridai. E andiamo a cucinare i nostri uccelletti scappati. Allora, eccole. Dammi. Andiamo a mettere così. E si sono. Loro quando tu le hai prese e le hai portate a lavare pensavano ora ci mettono a friggere, uno ha detto all'altro speriamo che ci salviamo. La salvia. Spero che ci salviamo. La salvia. E dove vengono questa battuta? E andiamo a mettere in padella. Così. Vedi? Aggiungiamo un pochino di sale sulla Quindi carne. burro, Solo sulla carne. salvia E basta. e in cottura. È in cottura così. Mentre li cuciniamo così, gli diamo una piccola nappa. Nappatura. Brava. Così, così, così. Ok. E loro vanno e noi in attesa vedremo. Aspettiamo. We are awaiting. Vanno un po' girati, poi giusto, Sì, nappati certo. ogni tanto. Ogni tanto gli diamo una nappatura, così, così. Allora, c'è chi lo preferisce, io non lo preferisco, Cosa? ma c'è chi preferisce aggiungere un profumo d'aglio, io no. Questi così, Io no. senza aglio. No, senza aglio. Hai mangiato mai la salvia a cotonetta? No, È di un buono che non hai idea. dai, la cuciniamo qualche Qualche volta. volta facciamo, dobbiamo trovare le foglie di salvia, quelle gigantesche. E nappiamo. Come si dice a Napoli? A Napoli si nappa molto. Sì? Ma infatti come si dice? Con nappe e nappe e con fufu. Così dice. Oggi Si di sta battute di cucinando. livello altissimo. E ora facciamo una cosa, togliamo queste. E poi c'è quel grassetto La pancetta, vedi? della pancetta, giusto? La reazione si sta facendo di? Di Maillard, ci siamo ragazzi. Quasi. Ok, a questo punto sai che facciamo? Che Teniamo facciamo? il fuoco così basso Sì. e andiamo a coprire in modo che creiamo una piccola stufa. Così. Messi Così, si lì. poggia così. E dai,
Adesso il tempo che noi dobbiamo Sistemiamo un po', le impiattiamo, siamo pronti per impiattiamo e siamo l'assaggio, pronti per giusto? l'assaggio. Quindi quelli Sì. vanno così di tanto in Così, tanto così. girati. Regista, se sei capace, qua ci vuole una musica di quella bella. guarda. Trionfale, trionfale, Via, regista, pronti? trionfale. Io sono Ta-dam, trionfale. Mamma mia, niente, bellissimi. I nostri uccelletti. Aspetta che prendo un piatto Meritano, dai. e li andiamo a posizionare. Li andiamo a impiattare, Qui, così. dai. Mi dai gentilmente una forchetta, per favore? Por favore. Guarda, por favore. Sì che qua. Un cucchiaio, Daisy. A te, a te. Cucchiaio, Daisy. Senti come sfregolia. Sprigolia, sento, Ti sento. metto pure una fettina, 2 fettine Di salvietta? di salvietta, così ti asciughi pure la bocca, non ci metti. E voilà. E voilà. E questo è Spettacolo, gli spettacolo. uccelletti scappati, tipico piatto milanese, gli involtini di peperoni. Che E adesso manca? andiamo a prendere Involtini di pesce pesce spada. Tu lo sai che il pesce spada è un pesce monogamo? Lo so, l'abbiamo detto tante volte. C'è la canzone quella di Modugno. Lo metti, piccalo, dai, È vero. dai. Valli a prendere, dai. Mi sono composto. Ecco qua. Eccoli qua. Ci sei? Mamma mia. E questi sono i nostri piatti. Però a onor del Quindi vero, vedi, ci sono 1000 modi per a onor fare gli del involtini. vero, a voglia, come fatti questa è la seconda Noi abbiamo stagione. fatto già la seconda edizione. Stagione, che Stagione? noi agiamo tipo le serie televisive, no? Tipo le Le serie. fiction, le serie, queste qua. Va bene, allora. Così. E ta. Ta ta ta. Pronti? Guarda. E voilà. Pronti. E abbiamo fatto i nostri E che ci vuoi dire? Niente. Signori- Involtini di lonza di maiale, giusto? Sì, Uccelletti, come che si uccelletti chiama? scappati. Uccelletti scappati. Involtini Piatto di pesce- tipico milanese. di pesce spada, ma rivisitati. Abbiamo messo anche il miele addirittura, pensate. Nel ripieno. gli E involtini quello è di un piatto peperoni. freddo che però... Io comincerei dagli involtini di peperoni. Ma sì, dai, Che è un cominciamo antipasto. dagli involtini Dai. di peperoni. Come cominci? Da questo mi piace Non se l'è questo. preso il suo. Mi fa simpatia lui. Esatto. Dimmi se senti quel profumo d'aglio che gli abbiamo dato con quella Aspetta, fritturina così. Come sono? Non me l'aspettavo. Vabbè, non si aspetta mai niente. Non se l'aspetta, Non me l'aspettavo. credo, non me l'aspettavo. Devo dire che Devo dire che, questa volta mi è stupita. vabbè, sei stupida. No, sei stupida, nel senso sei stupida. Stupida, non stupida, stupita. Questo lo togliamo, se no non la finisci più. Buono. Poi passerei a quello un poco più acchi, quello più agrumato. Ok, prendiamo il piatto, ma che bisogno c'è? Ma non c'è bisogno, ragazzi. Questo È è... perfetto. Spiega andiamo. la ricetta com'è? Caldo? Dimmi tu come ti sembra. Troppo caldo. Troppo caldo, allora che facciamo? Passiamo a Però quello? voglio un sapore più forte. Aspetta, vabbè. vediamo, fammi prendere vediamo un attimo, ci provo, Sì, sì. Troppo caldo. Metti in bocca, Reva, dai! È caldo. Buono, non è caldo, sai, pensavo caldo. Pensavo peggio. Forza, forza. Allora, Andiamo all'altro. qua si sente il miele, l'arancia, la mandorla. Era questo. Dai, questa. Dai. Questa, Allora. questa ci devi anche il Di questo, che mi pezzettino. vuoi dire di questo? Dimmi qualcosa di Prendi un questo. pezzettino, Dimmi qualcosa di prendi questo, la dai. carne. Che mi vuoi Questo, dire? La carne. Ti consiglio di mettere anche la salvia. La salvia. Così, azzicca, così. Uccelletti Scappati, uccelletti scappati di casa. Ma perché io non devo assaggiare? È un È ordine- lei che non vuole la telecamera dall'alto? Io ti spengo, io devo assaggiare. È un ordine dall'alto. Vabbè. Ciao ragazzi, grazie sempre di seguirci così in massa. Devi parlare Lo sai un quanta gente ci segue? Quanta Oltre i 2 gente? milioni di persone. po' meno, dai. 1 milione. Tanti, però un po' 1 milione. meno. Un po' meno. 1 milione.
un po' meno. Arrivederci. Buono però. Involtini. Uccelletti scappati, 6 fettine di lonza di maiale, 100 g di pancetta tesa a fettine, 100 g di pancetta tesa intera, 30 g di burro, salvia, sale e pepe quanto basta. Involtini di peperoni. 3 peperoni di diverso colore, 200 g di formaggio spalmabile, 50 g di mortadella a cubetti, olio extravergine di oliva, mezzo spicchio d'aglio, prezzemolo. Involtini di spada, 6 fettine di spada tagliate fine, pangrattato parmigiano, mezzo spicchio d'aglio, prezzemolo e farina di mandorla per la impanatura.